Proclamato dall'UNESCO patrimonio orale intangibile dell'umanità, il canto a tenore tipicamente sardo, secondo bene tutelato dopo l'opera dei Pupi, ha fatto tappa a Matera, domenica sera nel chiostro delle Monacelle, per il concerto conclusivo della terza rassegna polifonica Petra Matrix. Ad esibirsi i portavoce di questa forma d'arte, i tenores di Bittimi Alinu Pira. Il gruppo, nato 4 anni fa, ha partecipato a prestigiose manifestazioni e concerti in tutto il mondo, nonché ad importanti trasmissioni televisive. I componenti sono Omar Bandinu, Marco Serra, Bachisu Pira e Dino Ruiu. Il canto a tenore è l'espressione etnico-musicale più arcaica della Sardegna centrale ed è la prova manifesta dell'esistenza nel Mediterraneo della pratica polifonica in tempi antichissimi. Si tratta di un canto molto particolare, di grande complessità, ricchezza timbrica e forza espressiva, sacro e profano. I 4 cantori, chiamati bassu, contra, mesuoche e oche, disposti in cerchio, ripropongono la forma architettonica dell'antica civiltà sarda, quella nuragica. La natura del canto sembrerebbe radicata nella vita bucolica, nella solitudine in campagna, a stretto contatto con il bestiame e con la natura. Sono proprio gli animali e la natura i più probabili ispiratori delle voci. Immerso nel centro della Sardegna, nelle vicinanze di Nuoro, in Barbagia, Bitti è il paese dell'antropologo e studioso Michelangelo Mealinu Pira, alla cui memoria è dedicato il coro.